Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un pochino di nuvole, ieri ci sono stati dei temporali ma nulla di grave, vento forte però, quello sì. Per esempio un ponteggio è caduto in via Fieschi nel pieno centro di Genova, sono intervenuti i vigili del fuoco, però siamo ancora intorno ai 30-32 gradi in questo momento e per il prossimo fine settimana dovrebbe esserci bel tempo. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, ci sei? Ciao, ci sono, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo un attimino dalla notizia che arriva dal Savonese. Gli ambientalisti, animalisti in particolare, il WWF, insomma, hanno attaccato un po' questa nuova legge che hai curato, tu ti sei impegnato tantissimo, che riguarda un po' la gestione della fauna selvatica, e tu hai detto non parliamo di caccia. Ecco, spiegaci un attimino che cosa intendi e per quali motivi questi ambientalisti e animalisti sono contro questa nuova legge. Tanto grazie per l'opportunità di parlare di questo tema, perché siamo veramente di fronte alla fiera delle bugie e non riusciamo a comunicare, perché gli organi di informazione, anche quelli televisivi, viaggiano tutti a senso unico nell'ascoltare quella parte, che poi fa riferimento palesemente alla sinistra, basta vedere i voti in Parlamento, e che racconta un sacco di balle, un sacco di bugie. Perché, vede, io entro subito nel merito perché ne approfitto dell'occasione, che finalmente possiamo, ho cercato anche dei confronti pubblici, come li rifiutano tutti chiaramente, perché poi emergono le cose non vere che stanno dicendo. Questa è una modifica di una legge del 1992 relativa alla fauna selvatica nel nostro paese e alla regolamentazione della caccia. 1992. Dal 1992 ad oggi saranno cambiate le cose, è cambiato l'ambiente e quindi è cambiata la presenza degli animali. Gli utenti, chiamiamoli cacciatori se vogliamo, gli utenti sono da 1,8 milioni, sono diventati 500.000, vogliamo modernizzare questa legge in funzione di questo cambiamento? Primo. Secondo, vogliamo adeguarci nel modo migliore alla linee dell'Europa e della Commissione europea, visto che ci ha rotto le scatole con procedure di infrazione, minacciate, procedimenti, eccetera. Questo è lo spirito della legge. L'ammodernamento, quindi una modifica alla legge vecchia, perché non è una legge nuova totalmente, è una modifica ammodernandola rispetto a un'esigenza che oggi c'è nel nostro paese, che è quella di gestire la fauna selvatica, perché 34 anni di questa legge ha portato l'Italia ad essere il paese europeo che ha la più alta concentrazione di fauna selvatica in rapporto al territorio, in modo particolare di ungulati. Credo che nessuno, neanche l'animalista più sfrenato, possa negare sul fatto che in questo paese ci siano tanti cinghiali, che in tante aree ci sono tanti caprioli, che in altre aree ci sono tanti cervi che sono in fortissima espansione, chiaramente a macchia, eccetera. Quindi questo cambiamento necessita di una cosa: gestire la presenza dell'uomo e la fauna selvatica. I primi che sono toccati da questo tema sono gli agricoltori, cioè sono coloro che vivono nel mondo rurale, il mondo agricolo, che poi è quello che ci dà da mangiare a tutti. Anche il vegano più estremista vive perché c'è un mondo agricolo che gli dà da mangiare. Questo mondo agricolo, che noi dobbiamo rispettare, oggi lamenta la necessità di gestire la fauna selvatica in modo diverso. E gestione non significa abbattimento, nel modo più assoluto. Gestione significa protezione, controllo della fauna selvatica e poi, laddove c'è la possibilità, anche il prelievo venatorio. Questo è lo spirito della legge. E gli ammodernamenti che ci sono, mi viene in mente la prima, no? La prima cazzata che non sta né in cielo né in terra, però purtroppo la gente ci crede: la caccia nelle spiagge. Questa è la più grande bugia che ci sia. Nell'ammodernamento c'è scritto, in questa novità, c'è scritto che nelle foreste demaniali
dove ci sono troppi ungulati, troppi animali che creano problemi anche alla foresta stessa, si può gestire la fauna, cosa che non si poteva fare prima. Quindi parlando di aree demaniali, dei foreste demaniali, dove c'è bisogno di gestire la presenza di questi animali, perché il cervo in alcune aree del Veneto, nelle aree demaniali, se non lo gestisci non c'è più l'area demaniale bella, perché demoliscono tutto dal punto di vista della vegetazione, perché tutti i germogli e via via, perché sono delle mega capre. Ce ne sono troppi, c'è bisogno di gestirla. L'aggancio alle aree demaniali è quello lì. Ma voi pensate come fa la gente a credere che si andrà a caccia sulle spiagge? Ma qui sono veramente alla demenza totale. Sono bugie che vengono raccontate per ingannare, per toccare il sentimento, per provocare incazzatura nella gente, dicendo no, figuriamoci, adesso non possiamo più andare in spiaggia perché ci sono i cacciatori che sparano ai gabbiani. La gente crede a queste bugie e queste sono cose che non riusciamo a smentire dal punto di vista della comunicazione, perché è sufficiente andare, aumentano le specie cacciabili. Allora è vero, questo lo sai quali sono le specie cacciabili che aumentano? Sono due. Una è il piccione, cioè il piccione di colombo di città, per quelli che vivono in città, per quelli che fanno attività rurali in campagna, quegli agricoltori della pianura padana, mi viene in mente, è quello che li porta a chiedere ogni anno centinaia di migliaia, su tutta la pianura, qualche milione di euro di danni causati dal piccione. E quello lì, l'aumento è il piccione, il colombo di città, che diventa, oggi è protetto, c'è la possibilità di prelevarlo e di abbatterlo. E in alcune aree del paese dove c'è un problema che gli agricoltori oggi stanno chiedendo, gli agricoltori, noi cacciatori che si rifiutano di farlo, di andare ad abbattere le oche oggi, anche in periodo di riproduzione, perché in provincia di Reggio Emilia, di Modena, di Rovigo e di Ferrara non riescono più a coltivare perché ci sono migliaia e migliaia di questi animali che vanno nei campi e mangiano, perché l'oca mangia nel campo, non va a mangiare i pesci sott'acqua come invece fanno le anatre. Ecco, questo è il dato, non c'è il cardellino, non diventa cacciabile anche se fanno girare la foto del cardellino. Scusatemi l'enfasi, ma io sono veramente incazzato su queste cose qui, perché confrontiamoci su tutto, ma nel campo della famiglia dei Pinocchi, dei bugiardi, io fatico ad andarci, e quindi da questo punto di vista io posso dare il massimo livello di garanzia. Poi avremo modo, io spero, di vedere l'applicazione di questa legge, quindi fra 1 anno, 2 anni, 3 anni, la gente normale, quelli che non gli frega niente, si accorgeranno che non è cambiato niente. Quelli che sono i diretti interessati, soprattutto il mondo agricolo, forse tirerà un sospiro di sollievo e magari chiederà un po' meno danni da fauna selvatica rispetto ad oggi, e magari avremo un po' meno incidenti stradali, perché c'è un problema anche sociale, ecco, sulla presenza di questi animali per le strade. Mamma mia, ne ascoltiamo di quelle che non finiscono più. La legge ufficialmente, hanno fatto il comunicato stampa, ma gli organi di informazione faticano a buttarlo fuori. Tutte le associazioni agricole, la CIA, la Confagricoltura, la Coldiretti, la Copagri, hanno fatto tutte il comunicato stampa dicendo è una legge che noi vogliamo perché ci aiuta. Ma perché sul Corriere della Sera questa cosa qui non la leggiamo e leggiamo magari la Brambilla di turno o il Bonelli di turno che vanno a dire cose non vere? Ecco, scusami lo sfogo, ecco. Ma veramente per chi fa questo lavoro, il mio, che è quello di stare attento alle esigenze del mondo agricolo e anche del mondo venatorio, quando sento dire queste cose veramente mi ci arrabbio. Poi chiaramente ti dicono, sei cacciatore devi star zitto perché sei un delinquente, un criminale. Io ho qualche centinaia di possibilità di querelare gente che mi dicono devi morire il più presto possibile, scrivono, non mi dicono, devi morire il più presto possibile, il cacciatore buono è solo quello morto, una serie di minacce anche interminabili che sui social di queste persone che magari lo fanno anche in buona fede, è una reazione che io non condivido per niente, che non si fa perché non si deve fare, ecco, lo fanno in buona fede ma in funzione di quella parte politica che racconta bugie solo con lo scopo di toccare la sensibilità della gente e poi andarne consenso elettorale. E ci sono tutti, capito questo filone, addirittura la segretaria del Partito Democratico, la Schlein, ha fatto un comunicato dicendo cose non vere che chiaramente poi sono state automaticamente smentite. È grave, ecco, che un partito come il PD vada dietro a questa narrazione finta, bugiarda, semplicemente per andare a raspare del consenso elettorale, che poi alla fine non possono neanche tradurlo, lo dico così senza problemi, ma in questo paese ci sono delle regioni dove governa il centro-sinistra, addirittura ci sono
2 regioni il cui presidente è del Movimento 5 Stelle. Guarda che le regole della caccia, arriviamo a parlare di caccia, le fanno le regioni alla fine, il calendario venatorio lo fa la regione, le specie cacciabili all'interno dell'articolo 18 della legge dello Stato le sceglie la regione, ma in quelle regioni lì dove comandano loro non possono fare niente, non hanno fatto niente, anzi in Sardegna ad esempio si va a caccia meglio di prima, hanno allargato il presidente dei 5 Stelle, perché non puoi fare diversamente, perché quando tu poi ti vai a toccare con la realtà del territorio, oggi c'è bisogno di gestirli questi animali, perché all'inizio quando ce ne sono pochi vanno protetti, dopodiché quando ce ne sono tanti vanno gestiti. Ma perché ci sono tanti caprioli in Italia? Perché è stato protetto? No, perché il capriolo non è stato protetto, perché è gestito ed è cacciabile. È difficilissimo far passare Francesco, questo principio, però è la razionalità. Abbiamo il parere favorevole di tutto il mondo scientifico, persino ISPRA dà il parere favorevole a questa legge, però bisogna inventarsi qualche cosa per fare opposizione e andare alla fine anche a prendere per il culo, scusami la parola, di quelli che in qualche modo credono a queste barzellette. Senti Francesco, purtroppo il nostro tempo a disposizione con te è terminato, mi viene soltanto una battuta del cacciatore buono, l'unico cacciatore buono è quello morto, non po' traslato quello che dicevano i francesi riguardo agli arabi, è una battuta ovviamente. Ti ringraziamo per questo collegamento, hai spiegato benissimo, benché sono veramente arrabbiato dalla tua passione per gestire questo importante tema che riguarda non soltanto la Liguria ma a livello nazionale. Ovviamente la caccia in spiaggia è una balla, come hai detto tu, insomma una menzogna, una fake giornalistica a livello universale. E ti ringraziamo ancora, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Francesco. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Grazie ancora al nostro deputato ligure Francesco Bruzzone e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata. Rimaniamo nel Ponente Ligure con il consigliere regionale, presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Fabrizio non mi risponde, Armando Biasi. Armando non risponde, allora volevamo un attimino parlare con Armando perché lui è stato nominato dal nostro segretario regionale della Liguria e vice ministro del MIT Edoardo Rixi come commissario della Lega provinciale di Imperia e volevamo un po' capire quali sono le sue strategie politiche sul territorio e poi anche volevo dare una notizia, cioè praticamente si è iniziato diciamo questo nuovo orario della Ferrovia delle Meraviglie, questo treno che parte da Torino e arriva a Ventimiglia, veramente un treno bellissimo, un treno storico, e siccome Armando Biasi se ne era occupato in Regione Liguria, aveva spinto a favore di questa Ferrovia delle Meraviglie, volevo un po' parlarne con lui. Chiedo alla regia se per caso Armando Biasi è disponibile, siamo riusciti a contattarlo, altrimenti uccidiamo qui il nostro collegamento. Armando, ci sei? Ma niente. Ciao Armando, ci sei? No, ho provato a chiamarlo più volte, ma niente. Fabrizio, non riesco. Va bene, allora niente, faremo la prossima volta la nostra intervista al consigliere regionale Armando Biasi. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.